Finita la guerra fredda, caduto il confine orientale in Friuli Venezia Giulia, sono moltissime le strutture militari ormai abbandonate. Il nostro inviato è Fabio Chiucconi. Strutture fatiscenti, ma a Cavaldonato non si guarda in bocca, dice un vecchio adagio, ed il regalo fatto dallo Stato ai numerosi comuni italiani non è da poco. Migliaia di metri cubi di strutture militari dismesse da anni dal valore sulla carta di milioni di euro. Qui siamo in Friuli Venezia Giulia e se in alcuni casi le caserme sono state ristrutturate, come questa la Montesanto a Palmanova in provincia di Udine, utilizzata per mostre ed uffici, in moltissimi casi le costruzioni sono fatiscenti. Siamo entrati nella caserma Ederle, sempre a Palmanova, centinaia di metri quadri di desolazione. Siamo entrati dove un tempo c'erano le camerate, ora più nulla. Un problema sentito anche dalla gente del posto. Speriamo che facciano qualcosa qui a Palmanova. Tanti ruderi sono rimasti, prima il benessere. Tanto benessere, tanti ruderi adesso. Da anni anche il WWF sta studiando il fenomeno. Fare parchi ed aree protette, strutture per giovani ed anziani, uffici per le aziende sanitarie, il tutto evitando speculazioni ed incontrollate colate di cemento. Oggigiorno c'è il problema di grande consumo di territorio, non c'è la pianificazione, si costruisce ex novo su terreni di grande valore agricolo e qua si ha degli edifici abbandonati. Bisogna riconvertirli, pianificare, i comuni devono interessarsi, le regioni devono porre le direttive perché si arrivi a questo. Qualcuno ha anche girato un documentario inchiesta, un paese di primule e caserme, proprio sulle strutture militari dismesse. La nostra ricognizione, che va avanti dal 2009 a oggi, è arrivata a contare 428 siti e che è un dato impressionante se pensiamo che questo significa che l'1,3% del territorio del Friuli Venezia Giulia è composto da territorio militare. Nei piccoli comuni i sindaci si sono trovati a gestire superfici militari superiori a quelle urbane del comune stesso ed i fondi mancano, anche se le soluzioni potrebbero esserci. Gli scenari di riconversione sono vari, quello che noi sollecitiamo con il nostro documentario Un paese di primule e caserme è in qualche modo anche la necessità di fermarsi, osservare il problema, discuterne. La soluzione più drastica è di lasciare che la natura si riappropri di queste strutture. E gli scenari anche turistici ci sono, basta ovviamente mettere insieme le intelligenze e riuscire a pensare a una soluzione condivisa e per questo più economica. Anche se al momento l'unico scenario rimane questo.